visto quello che ho chiesto e quindi sono contento, sono soddisfatto soprattutto per i ragazzi perché è da più di un mese che studiamo, lavoriamo, però la Parma Valle non è questa, la Parma Valle sarà pronta fra qualche giorno, quindi lo sappiamo bene. Ancora mancavano diversi giocatori, il risultato è un po' bugiardo perché non è questa la Parma Valle, sappiamo bene che hanno altre potenzialità, però sono soddisfatto perché i miei ragazzi hanno giocato bene in un campo dove non abbiamo avuto nemmeno un allenamento per poterlo fare in terra battuta, quindi però è un campo dove puoi giocare benissimo, per me è uno dei migliori campi in terra, quindi l'abbiamo dimostrato, abbiamo giocato tranquillamente, mi ritengo soddisfatto anche se ci sono diverse cose che ho visto in cui dobbiamo ancora migliorare tantissimo. Certe volte ci facciamo la testa prima di scendere in campo perché pensiamo che il campo è in terra, però è un buon campo, quindi dico sono dei campi dove si è sempre giocato a calcio, quindi non ci sono scuse, non ci sono albi, devi solo giocare a calcio, quindi sono soddisfatto anche per questo perché poteva essere un'insidia e abbiamo dimostrato che comunque si può giocare bene ovunque. Noi non siamo nessuno per sottovalutare nessuno, siamo una neopromossa, sappiamo bene che abbiamo allestito una buona squadra, però dobbiamo dimostrare tutto. Abbiamo settimane in cui dobbiamo dare ancora di più per prepararci bene ora per il ritorno e poi per presentarci nella migliore condizione per l'esordio di campionato, che sappiamo che è un campionato durissimo dove ci sono diverse corazzate. Noi siamo, ripeto, una squadra giovanissima perché abbiamo un'età media di 24 anni, quindi però sono orgoglioso di questo gruppo perché mi segue, lavora benissimo e sono contento in parte per la prestazione di oggi perché escludo il risultato, però ci sono delle cose che, ripeto, dobbiamo lavorare ancora tanto e migliorare tanto. Io ripasso non ne ho né per la categoria né per nessuno perché questo è il mestiere che ci siamo scelti, quindi siamo pronti a tutto. Per me l'eccellenza è il massimo campionato regionale, quindi abbiamo tutte ambizioni, quindi in questo momento giochiamo e sono un allenatore di eccellenza, quindi per me va bene questo, però guardiamo sempre il futuro con ottimismo. Il lunedì calendari, quindi aspettiamo con ansia i calendari per sapere con chi sarà l'esordio e faccio il massimo degli auguri alla mia squadra perché, ripeto, è una squadra che lavora tantissimo e non si è mai risparmiata un giorno. Poi sono seguito da uno staff importante, dal mio collaboratore, dal mio secondo, dal preparatore, da un grandissimo medico. Tutti presenti sempre all'allenamento, possono sembrare cose scontate, però non lo è. La società ci ha dato tutto a disposizione, adesso aspetta a noi, me in primis, seguito dai miei giocatori, a dimostrare che valiamo la categoria. Non c'era inizio migliore, ci aspettavamo una partita difficile, però l'abbiamo preparata nei migliori dei modi con il mister, tutti andiamo verso una direzione, siamo un bel gruppo e speriamo di continuare così. Queste sono partite che se non le prendi col piglio giusto secondo me soffri tanto, anche perché non è un campo facile e non è facile giocare in un campo così perché si gioca tutto sulle seconde palle. Secondo me deve essere sempre concentrato fino al 90°. Ho trovato un gruppo eccezionale, persone che si mettono a disposizione, infatti non credevo di legare così tanto sin da subito. Il mister è una persona che si mette a disposizione di tutti, del gruppo, e non posso lamentarmi di nulla, mi trovo benissimo e mi aspetto una stagione piena di soddisfazione sia a livello personale che a livello di squadra, che possiamo prenderci delle belle soddisfazioni. Non vedo l'ora di giocare nel nostro campo e di giocare davanti ai nostri tifosi. Non ho un obiettivo prefissato, spero di fare sempre meglio, quindi non sono mai contento di quello che faccio. Non ho un obiettivo, non mi pongo dei limiti, però sono sempre una persona che lavora per migliorare e spera di fare sempre meglio. Incontreremo prima o poi tutti, però cominciare bene già si è a metà dell'opera, quindi speriamo di cominciare bene.